Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Sento stanca, sfinita, arrabbiata, perché quando si sente accusare un papà di violenza sessuale che non può difendersi perché non c'è più, prima era amico, noi sembriamo quasi sul banco degli imputati, quando in realtà lei, 18 mesi la bambina, è stata lavata, pulita, mangiato, come dice la dottoressa Bruzzone, magari non sarà stata la mamma migliore di questo mondo, ma sapeva mentire, giustificare, inventare, mettere a fuoco. E udienze che dovrebbero essere di 5 minuti, un'ora, stanno durando giornate intere, sempre a sentire le solite giustificazioni. Tra un po' finiamo noi sul banco degli imputati, ma io credo che quando una donna di 40 anni ha una figlia, non penso che la mamma debba andare. Ecco, buongiorno a tutti a Giallo Radio Club. Ricordo, se qualcuno vuole intervenire, 0292947222 346 670 9659 WhatsApp. Ecco, avete sentito la voce di Viviana Pifferi, la sorella di Alessia Pifferi, la donna che la quarantenne milanese che è stata condannata in appello a 24 anni per aver lasciato morire di stenti, di fame, di caldo, di sete la sua bambina Diana di 18 mesi dal 14 al 20 luglio 2022. Viviana in queste parole che aveva pronunciato nell'attesa della in una delle attese, insomma, durante il processo d'appello, che ha stabilito, comunque ha ristabilito il fatto che la sorella fosse totalmente capace di intendere e volere, aveva proprio messo in luce un particolare che oggi vorremmo valorizzare, oggi che ci sono le motivazioni della sentenza d'appello, cioè aveva detto: "Tra un po' saliamo sul banco degli imputati io e mia madre". Ebbene, nelle motivazioni pubblicate proprio ieri, della sentenza d'appello, sono 193 pagine in cui appunto, viene riformata la sentenza di ergastolo di primo grado in 24 anni. Adesso l'avvocato Emanuele De Mitri, che abbiamo ospite, ci spiegherà perché. I giudici, togati e quelli insomma popolari, insistono proprio su questo, cioè sulla corresponsabilità, quasi penale, insomma, della famiglia che aveva abbandonato questa, donna da sola, di fatto non curandosi di Diana. Ma ne parliamo meglio perché vogliamo raccontare meglio di queste motivazioni, perché sono delle motivazioni, io credo, molto, molto, importanti e particolari, e quindi ne parliamo con l'avvocato Emanuele De Mitri, che ha seguito la famiglia di Alessia, quindi mamma Maria Sandri, la mamma di Alessia, e la sorella Viviana Pifferi in tutti i procedimenti. Bentornato Emanuele. Ciao, buonasera Laura, buonasera. Allora Emanuele, ho fatto ascoltare quelle, proprio 2 parole che mi aveva detto una volta Viviana in attesa. Mi sembra che stavamo aspettando la decisione sulla perizia psichiatrica di secondo grado, e Viviana aveva detto: tra un po' ci mettono, sul banco degli imputati me e mia madre". Beh, io direi che con queste motivazioni, è stato un po' fatto. Ecco, ti chiedo però prima di spiegare bene ai nostri radioascoltatori perché, è stata riformata questa sentenza da ergastolo a 24 anni. Allora Laura, diciamo innanzitutto che a questo punto allora Viviana è stata profetica Sì. dopo aver letto le motivazioni della sentenza, quindi dico solo questo, che ha avuto una visione più lunga rispetto alla nostra. Per quanto riguarda poi la sentenza è stata riformata, quindi è stata
La pena dell'ergastolo è stata cambiata in una pena a 24 anni che, premetto, è il massimo Sì, di pena prevista per l'omicidio in sì, caso di circostanze aggravanti come nel caso sì. di specie rapporto di parentela, ma è diminuita non dall'ergastolo perché i giudici, la Corte, scusami, concedendo le attenuanti generiche in maniera equivalente all'aggravante appunto che è oggettiva, non può essere eliminata, hanno appunto rideterminato la pena con la concessione dell'equivalenza delle circostanze in anni 24, che ti ripeto è il massimo per questo reato qui. Sì, ovvio, è il massimo giuridicamente, insomma è una pena pesantissima, comunque rimane Sì, un sì, sì. omicidio volontario, non è stata riconosciuta la premeditazione, No, no. non sono stati riconosciuti i futili motivi che invece sui quali vorrei un attimo discutere e è stata ritenuta prevalente l'attenuante del fatto che fosse incensurata, giusto? E Sì. sull'aggravante della parentela, essendo la madre della vittima. Però la pancia del paese si divide, come sempre si è divisa e per questo caso, e anzi è importante questo da sottolineare perché diffusamente in questa sentenza si è parlato di processo mediatico. Ecco, quindi la pancia del paese si divide, ecco perché la gente dice: "No, io a una che fa una cosa del genere avrei dato l'ergastolo, le avrei buttato anche la chiave". Beh, io credo che comunque la sentenza sia esemplare. Sicuramente, perché 24 anni non sono pochi. Poi ovvio che in Italia non esiste né il fine pena mai vero, se non per i mafiosi, né, i 24 anni, cioè probabilmente tra 13, 14 anni Alessia Pifferi, se si comporterà bene, insomma, inizierà anche ad uscire, magari per andare a lavorare, otterrà una semilibertà. Comunque questo è normale nel nostro ordinamento per Costituzione, ma non è tanto questo quello che importa. Cioè, importa secondo me perché hanno eliminato, cioè, hanno ritenuto che questo futile motivo, cioè che il futile motivo non c'era quando poi, voglio dire, lei ha abbandonato sua figlia una settimana per andare a ehm, raggiungere il suo, lo chiamano compagno temporaneo proprio nella sentenza, e quindi non è un futile motivo questo? Ecco, spiegalo un po' alla gente che ci sta ascoltando. Sì, allora, in primo grado, come tu ben sai e come tutti sanno, c'era stata appunto la condanna all'ergastolo anche perché era stato riconosciuta l'aggravante dei futili Eh sì. motivi, no? Che è sostanzialmente un aggravante che si configura quando la condotta dell'imputato assume una proporzione totalmente, diciamo, elevata rispetto anche Alla anche motivazione, al sentire, Mh, anche alla motivazione stessa, ma mh, anche un po' al sentire, no? A sì. quello che è il comune agire delle persone. In questo caso la Corte d'Assise d'Appello ha fatto un ragionamento diverso, Mh, dicendo che sì, la sproporzione della condotta rispetto diciamo al normale, anche se poi il normale è una parola sbagliata, la sproporzione ovviamente non si può non considerare perché il fatto di volersi regalare spazi di autonomia con il proprio compagno per trascorrere i fine settimana e il resto, insomma, quello che già sappiamo tutti, sicuramente non trova giustificazione nell'agire, nel nell'abbandonare lasciare la una figlia bambina minore, che comunque a 18 nell'abbandonare. mesi Non c'è sicuramente non è che si può giustificazione. alzare, mangiare da Questo sola, sì. lavarsi, Su questo eh. come dire, la sproporzione rispetto a quello che avrebbe dovuto fare una mamma, diciamo, Mh, ideale, questo è evidente. La Corte però dice che non basta questa sproporzione, o quantomeno dice che questa sproporzione va anche rapportata con le caratteristiche di chi commette questo reato, e in questo caso sì, di Alessia sì, Pifferi, mh, che poi è stato un po' il motivo che sì, ha condotto poi tutta la parte relativa alla pena, no? sì, Cioè la Corte ha insistito nel valutare tutte le caratteristiche della persona che ha commesso questo reato. Quindi da una parte una reale sproporzione rispetto al modello di mamma ideale, ma questa sproporzione
se la riferiamo a chi l'ha commessa, quindi Alessia Pifferi, è una sproporzione che non giustifica l'aggravante del futile emotivo, perché come dice la Corte, anche in base a quello che dicono i consulenti, insomma, questa donna qui ha mostrato, ed è stato dimostrato e provato durante il processo, che aveva dei segni di maturità e dei segni di dipendenza affettiva talmente gravi che non può essere ritenuta una condotta sussumibile nei futili motivi che l'hanno posta in Cioè per lei era talmente importante, lei era talmente dipendente da quest'uomo in particolare, ma in generale direi dagli uomini, da quello che si è insomma evinto durante il procedimento, che io ho seguito tutto primo e secondo grado, che diciamo questa sproporzione non c'era, nel senso che per lei non era un futile motivo, era un motivo vitale. Vuoi dire questo? E soprattutto possiamo dire questo, soprattutto, ripeto, da un punto di vista più tecnico, la Corte dice che non basta, pur essendo il fatto forse unico nel suo genere, no? Anzi lo sarà sicuramente unico nel suo genere, però pur essendo un fatto talmente sproporzionato rispetto all'agire, questa sproporzione, per poter diventare futile emotivo, deve essere ricondotta ad una persona con l'istinto criminale, diciamo così, e Alessia Pifferi non è una persona con l'istinto criminale, secondo la Corte, secondo i periti, secondo tutti. E questo fa cadere la futilità della condotta. Ecco, quindi abbiamo capito finalmente perché è caduta questa aggravante e quindi poi alla fine si è riformata questa condanna. Certo è che a fronte del fatto comunque che dal punto di vista mentale, cioè la perizia psichiatrica ha riconfermato il fatto che fosse capace di intendere e volere, comunque viene ritenuta un'immatura, possiamo dire, no? E questo è come se fosse una scusante del suo comportamento? Guarda, questa sentenza apre orizzonti nuovi nei nuovi processi penali, perché noi l'abbiamo sempre detto, tu ti ricorderai benissimo perché sei stata sempre presente, cioè, le difficoltà che qualcuno ha avuto da bambino, no, non possono essere poi portate come una giustificazione di una condotta commessa dopo 30 anni. Questo è quello che abbiamo sempre detto, ma non io, ma anche i consulenti, tutti. Però qui in sentenza ci ritroviamo una situazione in cui una condotta del genere pare o possa essere giustificata perché ci sono delle difficoltà, ci sono state delle difficoltà da bambina e la gente non l'ha capita, la famiglia non l'ha voluto bene, non l'ha aiutata e quindi questo un po' giustificherebbe non il fatto che rimane grave, ma giustificherebbe il non sottoporsi alla pena dell'ergastolo. Ecco. Sì, ma ecco, questo fatto di com'era da bambina, di che infanzia ha vissuto, è molto, molto dibattuto ed è stato dibattuto in questi mesi. Guarda, se ti dico che io, quando ho pubblicato una volta un video a parte che ho fatto milioni di visualizzazioni, non le ho mai fatte da nessuna parte sui social per l'intervista, cioè per le parole di Viviana. Metà della gente l'ha presa a male parole, metà invece l'ha sostenuta, perché tanti hanno, e mi sembra a questo punto anche i giudici, adesso ne parliamo bene, hanno proprio dato la colpa di tutto quello che era successo quasi alla famiglia che non le è stata abbastanza vicina. Ma allora, adesso facciamo un passo indietro. Che cosa è successo di così tremendo nell'infanzia di questa bambina? A me sembra dai racconti anche che lei stessa faceva in aula, perché l'abbiamo sentita tutti, e che non è che era una bambina trattata male, picchiata, malmenata, o trascurata. Anzi, cioè, stava abbastanza tanto con i genitori, anzi voleva stare coi genitori al punto che non è andata a scuola un periodo per stare con la mamma perché si era fatta male a un piede, eccetera. Certo, aveva avuto difficoltà a scuola, ma quanti ce ne sono? Io stessa quest'anno sto facendo una supplenza come sostegno ad un ragazzino in una scuola media e non è che abbia chissà quali problemi gravi in famiglia.
ha bisogno di un aiuto per i compiti perché magari non c'ha tanta voglia e magari non è completamente seguito. Ma questo, cioè, può essere un motivo per cui, cioè, perché questo tanto odio? Che cosa è successo davvero nella sua infanzia? Niente, Eh, non è successo nulla cioè almeno pensavamo che non fosse successo nulla, fin quando poi non abbiamo scoperto dall'altro giorno che i giudici parlano di un distacco affettivo dalla famiglia, ma sinceramente noi non l'abbiamo mai riscontrato. Io non ho mai saputo che ci fossero queste cose qua. Anzi, viene sottolineato il fatto che non è più andata a scuola, no? beh, Ma vabbè. non è che la mamma l'ha costretta a non andare a scuola, non è questo il dato, non si capisce qual è Anzi, la stato. mamma mi sembra che era andata Cioè, a parlare con i professori per chiedere lì all'Uompia, no? Come funziona, no? Una no, ma poi certificazione Laura, per farle al dare di un là di aiuto. questo, sì, ma poi al di là di questo non risulta da nessuna parte, l'ho scoperto poi nella sentenza, che Sì. abbia avuto un'infanzia difficile. Cioè, io non sapevo questa cosa qua, sinceramente. Sì, io volevo leggere, infatti ci sono proprio dei pezzi, vediamo se li trovo, Ehm, non lo so, a me sembra davvero che sia stata fatta una colpevolizzazione, cioè come se questo è il primo attore. Allora, ci sono stati 2 attori, parliamo di questo adesso perché siamo con l'avvocato De Mitri, ma parleremo anche con lui del secondo attore, adesso vi dirò qual è. Allora, i 2 attori che hanno concorso concorso nell'omicidio, possiamolo dire, moralmente, sono stati la famiglia assente, secondo i giudici, e poi i media. Ma adesso parliamo della famiglia assente. Di questo dice Posso darti una lettura io? dimmi, perché poi ti dico cosa le parole. Sì, sì, prego. Vediamo se riesco a riassumerti una mia lettura, anche se io per principio le leggo 10 volte le sentenze, però ti Beh do io sì, una mia questa qui lettura poi sulle è bella sentenze. complicata, son 193 Perché è pagine. complicato leggere, no, poi anche non solo le pagine, è intensa di contenuti, cioè Sì, non sì, è una assolutamente sì. sentenza senza Anch'io che contenuti. dovevo fare un articolo di 4000 battute ho avuto difficoltà, No, e l'ho molti dovuto, contenuti. cioè è più lungo, non ce la faccio, spero che me lo passino così perché è molto, molto intensa, ecco. Guarda, ti do io una lettura, cercavo Sì. di riassumere un po' la sentenza. Io ho avuto questa idea qui, che la Corte d'Assise d'Appello dovesse in qualche modo togliere l'ergastolo, subito. Cioè dovesse trovare qualsiasi modo, qualsiasi motivazione per portare una pena diversa dall'ergastolo. Perché era Questo te lo dico troppo, perché? perché l'ergastolo era Perché troppo per primo, loro? perché si legge nella sentenza che Sì, l'ergastolo non è una certo, pena giusta. sì, Lo dicono loro. Non sì, è giusto che uno debba essere sì, sì, condannato anche se ha commesso un reato del genere. L'ergastolo sì. non è rieducativo. È vero, dicono che è E qua, e- inflittiva e non è rieducativa. Sì, eh, sì, nelle e prime qua mi righe. dico, Mh, ti dico, mah, è compito dei giudici dire se l'ergastolo è rieducativo o no? No, non forse è della compito dei giudici. Cassazione. No, ma lo fa la legislatura, lo fa la legge, no? A Appunto. questo punto lo Certo, aboliamo è e non se ne vero, parla più. è vero, è Non se ne vero. parla più. Quindi se io in sentenza leggo che l'ergastolo non è rieducativo secondo la Costituzione, tu mi stai dicendo che l'ergastolo è anticostituzionale. Però non sei tu che devi abolirlo, è qualcun altro che lo deve abolire, primo. Mh, Poi, altra cosa, sempre nell'ottica di dover giustificare una condanna diversa, no? mh, La sentenza, lo dicono loro stessi e non lo dico io, dice la sentenza che devono fare un ragionamento che non è mai stato fatto nelle sentenze, che è quello relativo all'indagine personologica del soggetto, autore del delitto, e delle persone offese. Ma tu mh. hai mai visto una sentenza che prima di dire se è colpevole o no qualcuno indaga la personalità No, del mai? ma no, anche perché Mai. ma scusa, ma in Italia non si può Anche fare, perché non è no? un problema, non è il tema del giudizio questo, non è il Ma poi tema in del Italia non si giudizio. può fare? Il Non si può profilo, fare. Qui il abbiamo profiling. 4-5 pagine
dove loro stessi C'è una dicono, chiamata? la Corte Ah, dice che non è usuale che venga fatto questo, dove si dice noi dobbiamo dire che Alessia Pifferi è questa qua, bistrattata, vessata, quello che vuoi, la famiglia è questo qua. sì, aspetta che c'è Non ho mai visto. una chiamata, vediamo di rispondere. Sì. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Io niente, la mia opinione di questa Alessia Pifferi è un po' strana, perché la vedi una donna un po' malata psichiatrica. Non è malata. No, per me è una malata psichiatrica, un'essa un po' strana, perché Ok. un po' devi dire un po' strana, la vedi in faccia che è strana. E poi si vede comunque che non è una che è molto, un po' tonta, che non si capisce se è stata lei a ucciderla o no, non si capisce. Chi vuole che sia stato? Cioè lei l'ha abbandonata. È stata lei, sì, appunto, ma bisognerebbe metterla in carcere oppure in un arresto, ma è in oppure in carcere. una comunità. È in carcere. Vabbè, questo, mi scusi se intervengo, però questo è un Prego. dato ormai, insomma, È acclarato. non discutiamo di questo, no? No, non discutiamo di questo. Alessia Pifferi non è una malata mentale perché la perizia psichiatrica, sia in primo grado che in secondo grado, l'ha giudicata totalmente capace di intendere e volere, benché alesitimica o immatura, quindi comunque senza empatia sicuramente. E cara Grazia, voglio dire, ha abbandonato sua figlia 6 giorni, pure che, voglio dire, uno lo fa perché dice dai, non mette in conto di quello che può succedere, il dolo eventuale cosiddetto, no? E ok. Adesso il punto è che adesso viene colpevolizzata la famiglia, cioè, ma proprio colpevolizzata. Aspetta che voglio leggere delle frasi. Allora dice, cioè ne ho presa qualcuna così perché era proprio lunga. A parte vabbè i personaggi televisivi, per i giudici la morte di Diana è stata frutto di una convergenza multifattoriale, fatta di gravissime omissioni, di renitenza ai propri doveri e di colpevole indifferenza, dolose per l'imputata, colpose per altri. Nessuna delle parti civili che oggi proclamano un dolore incolmabile ha condiviso con lei il suo primo traguardo di vita. E la madre, nello sforzo di prendere le distanze dalla figlia, la madre di Alessia, Maria, avrebbe riversato in atti circostanze non vere, nell'intento palese di dare per assolti obblighi giuridici che invece non lo erano. Diana, insomma, era stata lasciata sola da tutti. Ma per me è Laura, gravissimo. questo è molto pericoloso. È gravissimo. Sai perché? È gravissimo, è molto pericoloso io lo dico per i processi futuri che verranno, è molto pericoloso perché dire che un omicidio del genere sia frutto di una condotta dolosa e colposa da parte di qualcun altro è veramente ribaltare i concetti giuridici che noi conosciamo. Non è possibile dire una cosa del genere. Cioè, non è perché no? Perché tu non puoi pensare che tu mi scrivi che l'omicidio è doloso, no? Quindi è frutto di volontà di qualcuno, poi come sia il dolo cambia poco, però quale sarebbero le responsabilità colpose della famiglia? Qual è la responsabilità colposa? Cioè la sentenza parla di doveri del codice civile, ma quali sono questi doveri? Cioè che cosa vuol dire questo? Sì, vuol dire che l'hanno abbandonata, ma in che senso? Ma in che senso? Ma cosa vuol dire? Aveva 35 anni, quanti aveva lei? 30, 31? Che cosa vuol dire? E poi, cioè, a me risulta che comunque la mamma la mantenesse economicamente, perché peraltro la casa in cui era la casa di sua madre a cui non pagava l'affitto. Non c'è traccia di questo, non c'è traccia, appunto. Cioè, non c'è traccia, ovviamente. Non so, ma poi secondo me quella cosa grave, adesso io non sono un giurista, non sono un avvocato, però da osservatrice anche, oltre che da giornalista, però la cosa grave di dire questo in una sentenza è gravissimo. È grave anche perché prima si colpevolizzano i media e nella seconda parte di questa trasmissione io vorrei parlare di questo. Tanto si colpevolizzano e poi però si fa quello che fanno i media, perché i media avrebbero diviso l'Italia in due su questo caso, appunto come dicevo prima, no? Tra quelli che odiavano la famiglia e ritenevano responsabile la famiglia di quello che è successo e quelli che invece ritenevano responsabile solo lei, e poi la sentenza dice che è responsabile anche la famiglia, quindi di fatto accoglie il fumus di tanti, no? Di tanta gente comune. Sì, anche perché all'inizio è stato così, la famiglia è colpevole, poi dopo hanno visto il processo e la famiglia non era più colpevole, adesso vedono la sentenza e dicono che la famiglia è colpevole, capito? Questo è quello che succede.
Beh, no, anche durante, Emanuele, perché Sì, io però si era anche durante tante critiche. Laura però si era un po' affievolita la faccenda Tanti dalle colleghi, con la devo dire la verità che famiglia. anche tanti colleghi giornalisti. Dopo le perizie si era un po' affievolita la faccenda della famiglia e adesso ovviamente è ritornata forte, no? È fortissima la situazione. Però io la ritengo un'affermazione grave, cioè, di decidere di un reato così dando anche delle responsabilità agli altri, perché mi sembra un po' forte, però. Sì, mi sembra un po' forte. Questo è. Però avevamo avuto questa sensazione, devo dire la verità. Sicuramente. Io avevo avuto questa sensazione durante... Anch'io l'ho avuta, Laura, ma non pensavo così schierata. Cioè, la Sì. Corte, da questa sentenza qui, se uno leggesse la sentenza e avesse un po' di dimestichezza, è sembrata quasi il secondo avvocato della Pifferi. È vero. Scusami se lo dico, però io, non lo sai, conosci. Però questa sentenza qua, se noi sopra scriviamo memoria difensiva in favore di Alessia Pifferi, è uguale, potrebbe essere uguale. Tra l'altro, togliamo la parte della pena, del calcolo della pena, ed è una memoria difensiva. Tra l'altro volevo dire che avevo contattato comunque l'avvocato Pontenani per farla intervenire, però ora non può, speriamo che possa almeno 5 minuti dare un commento perché non l'ho proprio sentita. Sicuramente questa sentenza è una vittoria per lei perché avalla quello che lei ha sempre detto, cioè che Alessia è una scema, poverina, che ha fatto quello che ha fatto perché non si è resa conto di quello che faceva e perché poi alla fine nessuno la curava, l'hanno abbandonata tutti, non aveva il pediatra, la bambina non aveva il pediatra. Siamo stati nell'ottica difensiva della sentenza, consentimi il termine, abbiamo rischiato che Alessia Pifferi venisse assolta. Sì, assolutamente. Senti, facciamo una pausetta di un minuto, Emanuele, poi ritorniamo a parlare di questa sentenza e anche poi ti voglio chiedere un po', insomma, se hai sentito le tue assistite. Io l'ho sentita ma non aveva voglia di parlare e giustamente posso capire. E quindi dopo continuiamo a parlare di questa sentenza. Un minuto. Torniamo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Non sono un sex symbol, ma sono un artista. Con Hugh Jackman. Non voglio fare la parrucchiera, voglio solo cantare, brillare. E Kate Hudson, candidata al Golden Globe. Dovremmo chiamarci Lightning and Thunder. Tratto da una storia vera. Song Sang Blue, una melodia d'amore. Dall'8 gennaio al cinema. Ci vediamo in scena. Il tuo mandato sta per finire, papà. Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Scritto e diretto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. Tony Servillo, Anna Fersetti. La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? La Grazia, dal 15 gennaio al cinema. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci, siamo tornati, siamo qui in diretta su Radio Libertà a parlare con l'avvocato Emanuele De Mitri che ha rappresentato sempre dall'inizio della vicenda la famiglia di Alessia Piferi, quindi Viviana la sorella e Maria Sandri la mamma. Che diciamo in questa motivazione, in queste sentenze sono state un po' proprio, anzi sono state del tutto rese quasi colpevoli morali, insomma responsabili, dolose, non colpose, cioè colpose, non dolose, di quello che è accaduto. E diceva Emanuele, in effetti è veramente molto singolare questo, che la sentenza sembra quasi, a parte la determinazione della pena, comunque in 24 anni, sembra quasi una difesa di Alessia Pifferi. È molto singolare questo. Diciamo, la procura generale, Emanuele, ha intenzione di appellarsi e proprio cosa porterà nell'appello? Cioè, quali saranno le motivazioni secondo te dell'appello a questa Guarda, io sentenza? l'ultima volta che avevo avuto il colloquio, cioè poco dopo la sentenza, aveva detto che poi ovviamente aspettavano le motivazioni, però avrebbero comunque valutato di fare ricorso per Cassazione. Quindi sicuramente ci sarà questa valutazione. Credo che sarà confermata anche perché dopo che hanno letto la sentenza non possono che pensare diversamente. Addirittura la sentenza, Laura, critica la procura, la pubblica accusa, no? Alcune volte anche sottolineando come non abbiano fatto delle domande, abbiano fatto delle domande anziché altre su come bisognava interrogare la Pifferi, quindi credo che anche da questo punto di vista nasca una certa libertà della procura di impugnare. Volontà. Quindi, cioè, nel senso, la Cassazione potrebbe, che non entra nel merito, lo sappiamo, delle vicende, però sicuramente, secondo te, la Cassazione potrebbe andare ad analizzare questo tipo di sentenza così particolare in questi punti? Quantomeno sul futile motivo e sulle Sì. attenuanti generiche, sì. Sì. Quello sì. Poi dal punto di vista del merito non si può fare merito in Cassazione, non c'è giudizio di merito, però sull'applicazione della legge riguardo il futile motivo e le attenuanti generiche, sì. Quello sì. Senti, poi adesso parliamo del secondo attore chiamato in causa in questa sentenza. Ma su questo siete bravi voi però. No, però vabbè, diciamo che mi puoi dare qualche spunto anche tu, perché insomma questo è un punto fondamentale, io ritengo, di questa sentenza, in quanto insomma siamo nel pieno in questo momento di un caso altro che Pifferi, supera Pifferi sicuramente e supera mediaticamente tutti gli altri casi che abbiamo avuto nella storia dell'Italia repubblicana, direi, perché secondo me è superiore a tutto quello che è mai successo, vi assicuro, anche dall'interno, perché me ne sono occupata tanto di questo tema, cioè sto parlando di Garlasco ovviamente, ma quello che si scrive in questa sentenza è davvero cioè molto interessante da questo punto di vista e quasi mi sembra di vedere il futuro, perché dice no? No? Mi sembra di vedere il futuro, perché il vostro futuro. Il nostro futuro sicuro. No, ma anche il futuro di quel processo lì, perché dice in un certo senso che Alessia Pifferi addirittura ha subito una metamorfosi maturata nel tempo, è dovuta al processo mediatico. Sì, che ne ha stravolto l'immagine e il ruolo. Dice: il processo mediatico ha generato un prima e un dopo nella stessa imputata. Prima sincera al punto di autoincriminarsi anche per altri reati, consapevole del disvalore delle proprie azioni, poi sedicente vittima delle istituzioni sottoposta ad un processo ingiusto. Sta tutto lì, quindi per la Corte il cortocircuito che ha fatto tracimare non il processo penale in quello mediatico, ma quello mediatico in quello penale. E poi senti ancora, con tanto di qui una bella mazzata, opinionisti da salotto TV trasformati in consulenti di parte. Che non è vero questo.
Ma abbiamo capito a chi si riferiscono? Ma io lo so, ma io lo so a chi si Certo, riferiscono. l'abbiamo Lo capito so. bene. Al Però- vostro però consulente. anche lì, no? No, Allora, ma no. però Laura, però dico una cosa Esagerato. a te e a chi ci ascolta. Io leggo quello che leggi tu e ti faccio un discorso che ho fatto prima sull'ergastolo. Tu, giudice, devi soltanto criticare, no? O devi cercare di confutare Quello che è successo nel processo. Il consulente tecnico dice il consulente tecnico non è attendibile per questo motivo qua, non sono condivisibili le conclusioni, punto. Ovviamente motivando. Cosa che non è, perché qui... Cosa che non è, ma se tu scrivi quello che tu hai letto adesso e poi aggiungo che hanno anche scritto che i giudizi, le consulenze tecniche di parte, in particolare quella della parte civile, si è rivelata non un elaborato tecnico ma un giudizio morale. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero. No, adesso va bene tutto, però non è vero. Non è Ma vero. come ti permetti? Cioè, tu Ma stai non è dicendo che i medici, che i dottori, Abruzzone e Caputo, anziché fare una consulenza tecnica, medica, l'hanno fatta morale. Ma non è vero proprio. Ma chi te l'ha detto? Tra l'altro, non l'hanno letta. Caputo è uno psichiatra di livello, ma non esiste. Poi l'abbiamo letta tutti. E sai perché non l'hanno letta? Perché poi se tu vedi la sentenza... Non l'hanno letta, è vero. Mi dovete spiegare perché le consulenze tecniche di parte non hanno nessun valore nei processi perché vengono clamorosamente È vero. E le perizie? Sì. In questo processo, leggi la sentenza, le consulenze Petrini e Bramante hanno peso. Perché? Che sono quelle della difesa, che hanno detto questa cosa dell'immaturità. Sì. Ma andiamo avanti, perché qui andiamo avanti. Perché qui dice ancora: il caso Alessia Diana Pifferi, proprio il caso, scrivono, il caso, non veniva trattato soltanto da quell'irrinunciabile servizio pubblico essenziale che si chiama giornalismo, meno male, con le regole deontologiche che gli sono proprie, io sono in quello, ma è approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, facendo del processo penale un genere televisivo, come se la televisione fosse un moderno mezzo di comunicazione, direi che è già abbastanza antico, di svago e intrattenimento, dove si adusi a condannare o assolvere secondo pregiudizio o secondo copione, emettendo a volte ad indagini ancora in corso inappellabili decisioni corrispondenti al sentimento sociale popolare formatosi sulla disinformazione. E guai a quel provvedimento giurisdizionale che osi sostituire misure cautelari con altre meno afflittive. Cioè dice che gli sono arrivati anatemi sulla sentenza che hanno fatto perché diciamo non sono andati conformemente al comune sentire che voleva l'ergastolo. Cioè dice in pratica, ma secondo me è stragrave, perché dicendo questo, dicendo che il processo mediatico è stato talmente dirimente in questo processo da aver addirittura cambiato il corso del processo e della stessa imputata, ma dice, secondo me, poi non so cosa ne pensi tu, che quindi i giudici si fanno influenzare, o no? Questo dicono. Ma è sbagliatissimo. Loro non dovrebbero farsi influenzare. Ma scusami Laura, se tu scrivi questo, no? Vuol dire che hai visto la televisione. Appunto, ma di brutto, ma non solo la televisione, perché poi parla di moderni mezzi di comunicazione. Secondo me intendeva anche i social, ma non l'ha scritto, che strano. Io però posso dirti un'altra cosa io. Sì. Sempre sui media. Sì, diciamolo. Questo che tu leggi è gravissimo, no? Però secondo me l'aspetto più grave è un altro, è questo. È quello che il processo, chiamiamolo mediatico, lasciamolo così, dai, chiamiamolo così, che il processo mediatico abbia influenzato la prova scientifica. Come? Come? Ma di cosa stiamo parlando? Il processo mediatico, cioè le trasmissioni TV, avrebbero influenzato la prova scientifica? Non credo proprio. Cioè, avrebbero influenzato Pirpo, Bolognini, Berzoni, Filippi, tutti avrebbero influenzato? Cosa vuol dire? È gravissima questa cosa qua. Tu stai dicendo che i professionisti da te nominati
cioè da te inteso come giustizia, Sì, da te come giustizia tribunale, nominati, ecco, sì, sì. come tribunale, da voi nominati, Sì. si siano fatti influenzare dal processo mediatico, e questo il processo mediatico, quindi il giornalismo, ha influenzato l'acquisizione della prova tecnica. Ma come? Ma non è così. Ma come? Non è possibile. Non è possibile, perché ricordiamo come avviene una perizia psichiatrica in questo caso, come è avvenuta. Cioè, Sì, in come è carcere avvenuta, il perito si è però Laura, recato in carcere, ha parlato con la... E poi possiamo dire però una Laura, cosa, io voglio... Laura, tornando al discorso di prima, le attenuanti generiche sono state concesse anche per il processo mediatico, Sì, attenzione. infatti. Ok. Infatti, perché adesso mi dispiace che non è potuta intervenire, però insomma il processo mediatico per Alessia nei confronti di Alessia Pifferi, Chi l'ha fatto? diciamo che Chi l'ha riguarda introdotto? Alessia Pifferi, non nei confronti di Alessia Pifferi, lo dico a memoria perché io ci sono dal primo giorno, da quel 20 luglio 2022. Diciamo che l'ha iniziato la difesa, ma la prima difesa, perché tra l'altro Alessia Pifferi ha cambiato difensore, diciamo La prima difesa. la sì, prima primi difensori. difesa. La prima difesa è stata quella che ha iniziato, perché comunque era un personaggio spesso invitato nei salotti televisivi. Voi allora mi ricordo che non parlavate per niente, anzi non si sapeva nemmeno chi era il difensore di Parte Civile, io mi ricordo questa cosa. Però voglio io sono stato nominato il sì. 28 luglio, Sì. mi hai mai sentito? No. Okay. Poi avete iniziato a parlare, ovviamente, quando si è visto che parlava anche tanto l'altra parte. A quel punto dici parlano tutti. Ma L'avvocato Pontenani. però io posso dire che, cioè voglio dire una cosa sulla mia categoria che magari la gente non capisce bene. Non è che noi siamo dei falchi, solo che noi giornalisti, siccome dobbiamo raccontare, tanto più in un caso del genere così difficile, così incomprensibile e così interessante per la popolazione, dobbiamo raccontare. Per raccontare dobbiamo andare alle fonti. Allora, quando le fonti sono prevalentemente gli avvocati, perché la procura non parla mai, vi assicuro, state vedendo con Garlasco, non dicono niente, gli investigatori, la procura non parlano. Giustamente. Quindi noi parliamo con le fonti. Chi sono le fonti se non gli avvocati o direttamente le persone interessate? Però nel vostro caso ovviamente, quindi abbiamo sempre parlato con entrambe le parti, con gli avvocati, che se poi un avvocato tirava fuori un documento, ci dava una cosa, ovviamente noi siamo giornalisti, mica siamo scemi che prendiamo questa cosa e non la mostriamo o non la pubblichiamo. Cioè il nostro lavoro è questo adesso, va bene tutto, però sempre crocifiggerci non va nemmeno tanto bene. Cioè c'è il diritto di cronaca, vi assicuro. Poi bastava dire nella sentenza che il processo è stato un po' sì, mediatico, ma non dire che ha Allora, influenzato. ci sono state ha altre influenzato. sentenze in cui sono stati cioè si è parlato di processo mediatico, vi assicuro, perché io ho partecipato a questi processi. Ma non così però. Ma non mai così, mai così. Cioè mai mi è capitato che veramente il giudice dicesse: "Sì, è vero, ci siamo fatti influenzare alla fine". Perché è questo che No, dice. influenzato tutto. Cioè si sono influenzati i primi, quelli che gli han dato l'ergastolo, perché dice pure questo alla fine, I che periti, i consulenti, lei stessa. le uniche indenni sono state loro? Sì. Non lo so. Ecco, c'è poi questa questione del processo bis, perché sapete che c'è stato un processo bis, no? Una questione anche questa stradibattuta, perché praticamente il PM del primo grado ha istruito un processo e ha chiesto un processo, e che poi c'è stato. Diciamo c'è stata un'udienza preliminare, comunque c'è stato un rinvio a giudizio per l'avvocato e le psicologhe del carcere di San Vittore, quindi il primo carcere dove è stata Alessia Pifferi, per un presunto, diciamo, una presunta associazione per, in un certo senso, far credere che Alessia avesse avuto questi problemi cognitivi gravi che poi l'avevano portata a quello che l'avevano portata. Adesso questo processo si è concluso poco fa, all'inizio di dicembre, con la soluzione
dell'avvocato, giusto? Proscioglimento, sì. Il La soluzione, proscioglimento scusa, più che la soluzione, sì. sì. E quindi questa è un'altra vittoria. Ecco, diciamo, quanto questo procedimento bis, secondo te, può aver influito anche in questa sentenza? No, in questa sentenza il processo bis è stato richiamato per sempre nell'ottica che ti dicevo prima, no? Perché avrebbe provocato anche questo processo bis, o meglio l'indagine sul processo bis, insieme a tutto il resto, avrebbe provocato una influenza sia sui consulenti, sui periti, scusa, che hanno avuto paura di dire cose che non avrebbero dovuto dire, sia sulla stessa Pifferi che sull'avvocato. E questo è quello che dicono. Sì, Cioè, anzi, addirittura dicono che, che il processo bis ha provocato nel perito nuovi temi che per loro non erano temi di processo, di imputabilità, addirittura questo. Cioè, spiegalo Quindi alla fine spiegalo bene. c'è un punto della sentenza in cui dice che il pubblico ministero De Tommasi formula un perito nuovo, un quesito nuovo al perito, sulla base degli atti di indagine che poi lui aveva a disposizione per il processo Pifferi bis. La Corte dice, oltre ovviamente a criticare questa cosa qua, no? Dice guarda che hanno pure sbagliato a chiedere ulteriore cosa al perito, perché in questo modo gli hanno fatto confondere le idee, come se poi Piffo si potesse confondere sulle sue conclusioni, e hanno provocato anche nei confronti dell'imputata un atteggiamento che l'ha portata durante la perizia a comportarsi, a essere reticente, a mentire, addirittura questo, capito? Quindi è colpa anche dell'indagine parallela se c'è stata questa influenza sui periti, sul perito in primo grado. No, vabbè, ma non lo so, a me sembra veramente strano tutto ciò. Ecco, riguardo invece a quella parte lì, sarà possibile un appello cioè una richiesta di appello? Beh, comunque sono state prosciolte Sì, l'avvocato e i consulenti. Una le delle responsabili del carcere è stata rinviata a giudizio per il falso, sì, perché lì sì, il documento era palesemente falso. Quindi, cioè, ha dichiarato di essere presente un verbale, invece non c'era. sì, L'ha fatto firmare da un'altra. C'è poco da fare lì. certo. Voglio Posso dire, dirti come si fa a non tener conto di questo? Vabbè, boh. non lo so. Cioè, è come se io e te partecipiamo ad un convegno, però facciamo risultare che ha partecipato il mio collega. È uguale, e certifichiamo che abbiamo partecipato. È quello che hanno fatto. Sì, ma il convegno chi se ne frega, però una cosa del No, beh, genere nel senso lì si è un po' parlava più grave. di una relazione psicologica sull'imputata che avrebbe dovuto portare alla richiesta di perizia psichiatrica, e così è stato. Certo. Boh, non lo so, è tutto molto però Molto strano. Ci sarà molto da parlare questa sentenza. io voglio, appunto chiederti a questo punto come stanno Maria e Viviana, Malissimo. se come l'hanno presa, se ti hanno detto qualcosa. Ho detto no perché le vedrò tra domani e dopodomani, però mi hanno mandato un messaggio dicendo che sono molto dispiaciute, non credono a quello che stanno sentendo in televisione. Ovviamente la sentenza non penso che l'abbiamo letta, l'abbiamo letta tutta. Domani vedrò Viviana, vediamo se riuscirò a spiegargli qualcosa, è molto difficile farglielo capire, insomma, ecco. Sì, perché comunque Viviana, aveva sempre spiegato, almeno questo ha sempre raccontato a noi cronisti, che, lei non ha mai abbandonato volutamente, né tanto meno avrebbe voluto abbandonare sua nipote, ma nemmeno sua sorella. Era lei che non voleva, Alessia che non voleva che lei entrasse nella sua vita. Poi a un certo punto, hanno litigato, come può capitare, insomma, tra sorelle capita. E quando lei provava ad avvicinarsi, lei diceva: "No, la bambina non te la do, non te la lascio". Peccato che poi dopo io ritengo che invece questo atteggiamento andava un po' stigmatizzato, cioè peccato che lei quando è andata via, con lì all'F, al suo compagno, quando gli ha chiesto dov'era la bambina, lei ha detto che era al mare con la sorella. Ma questo nella sentenza non dà nessun riferimento, rilievo. Lo poteva dire perché in quel momento poteva mentire, quindi. Ah certo, certo. Posso dirti Però l'ha detto in un'ultima aula, io me lo cosa? Lo ricordo. so. Ma lì era già influenzato dalla televisione. Ah sì, però in primo grado, dico io.
vabbè, sì, ma era già era sotto già l'influenza influenzato. TV. Mm. Posso dirti un'altra Sì, cosa così? sì, Se tu hai letto la sentenza, no? sì, La sentenza, all'estensore della sentenza piacciono molto riferimenti latini, sì, sì, storici, sì. epici, romani. Ah, sì, sì, è vero, Allora, leggi quel però, pezzetto, sì, sì. mm, Mm. questo fa scena, immagino che faccia scena. Però io volevo dire all'estensore, visto che ci ha tenuto così tanto, ma nei tempi antichi il processo non era pubblico. Mm. Cioè noi come siamo stati educati quando abbiamo fatto l'università, siamo stati educati anche nel diritto romano, no? Sì. Che è quello che ci ha formato, che tutto ciò che succedeva privatamente poi diventava un processo pubblico, quasi uno spettacolo, quasi una rappresentazione Beh, ma è teatrale così. diventa. Il E processo che è cos'è il uno processo? E che spettacolo. cos'è il processo allora? Che cos'è? È uno spettacolo il processo, è vero. Che cos'è il processo? Della realtà. Anzi, addirittura prima si alzava la mano, no? Colpevole, non colpevole, e via. Però che cos'era? Il processo veniva fatto pubblicamente perché doveva essere da monito anche agli altri, se no non è più un processo, non è più un processo. Qui si parla di lapidazione verbale, cioè noi l'abbiamo Cosa vuol dire? lapidata. È colpa vostra, colpa Colpa vostra. nostra, sempre colpa nostra, sempre. Ecco, quanto Vabbè. questo secondo te influirà a questo punto sul futuro? Io spero di no, per me. Io spero di no, però questa è una sentenza che non si possa escludere che verrà utilizzata in alcune circostanze, perché sì, potrebbe essere uno strumento nuovo per dire l'attenzione mediatica. Ti faccio un esempio: Garlasco, ma anche a Bergamo potrebbe succedere una cosa del genere. Il processo mediatico oppure la pressione mediatica ha portato a questo. Non lo so. Per me è molto grave, perché io non mi aspettavo questo. Cioè, mi aspettavo che potesse essere aiutata, ma non così, ma non in questo modo. Sì, no. C'era un sacco di modi per aiutarla, un sacco di modi, però dare la colpa agli altri non è da giudici, ecco. Bravo. Non è così che funziona, non è così che Bravo. funziona. O meglio, soprattutto quando tu dai la colpa a un essere che non è identificabile, no? Cosa vuol dire i media, i social? Chi sono queste persone? Sì, infatti, dai, cioè fai nomi e cognomi a sto punto. Chi sono queste persone? Non si capisce, come ti permetti a dire che... No, perché io posso dire, così racconto una piccola esperienza, in passato venimmo denunciati, querelati per diffamazione da un personaggio che poi è stato condannato all'ergastolo in via definitiva, 3 gradi di giudizio più Corte Europea, quindi siamo a 4. Ecco, il GUP, quando archiviò ovviamente la nostra posizione, disse che non solo avevamo esercitato il diritto di cronaca, ma altresì avremmo potuto esercitare il diritto di critica, e non l'abbiamo fatto, essendo la persona poi condannata all'ergastolo per un delitto efferato, una sentenza veramente esemplare. Quindi io vorrei dire questo, ecco, che il diritto di cronaca c'è, anche i salotti televisivi sono alimentati anche dalle stesse parti. Noi giornalisti diamo solo voce a chi vuole parlare e non è che facciamo il processo a nessuno lo voleva fare. Comunque sia, ci sono state questa è una cosa da sempre così, da quando c'era telefono giallo, non so se vi ricordate, è da sempre così, e io credo che mai cambierà. Oggi ovvio che è tutto amplificato perché ci sono i social, lo stiamo vedendo con Garlasco, ma io credo anche che spesso i media aiutino invece le indagini, quando si parla durante le indagini, possono anche aiutarle le indagini. No, io ti ripeto, la trovo gravissima questo esondare dall'aspetto giuridico per andare a aspetti che non riguardano una corte d'appello.
quindi Sì, secondo me è molto grave. un trattato di, non so, Ed massimi ancora ideologie. la cosa molto più grave, che poi vorrei si capisse bene a chi ascolta, che dire che la televisione, i media, i social abbiano È influenzato grave. anche le Sì, risposte dell'imputata, questo è gravissimo. Questo è gravissimo. sì. Anzi, e soprattutto influenzato le acquisizioni tecnico-scientifiche, questo è gravissimo. Vuol dire che tu dai degli scemi a tutti i professionisti che tu Sì, hai nominato. Tu veramente. hai nominato, non li ho nominati io, li ho nominati tu i periti, Sì, veramente. non io. Assurdo. E poi, ripeto, dal mio punto di vista, con tutto il rispetto per i giudici, però dire che il dottor Caputo e la dottoressa Abruzzone non hanno dato giudizi tecnici ma solo morali, mi sembra un po' forte questa cosa qua. Non lo so. Su questo Mi aspetto sembra qui assurdo. potevano soltanto dire che le conclusioni dei consulenti di parte civile non sono attendibili, non sono accoglibili, punto. Oppure vengono infatti. smentite, basta, però andare a dire che un medico abbia dato giudizi morali, no, questo no. Aspetta, tra l'altro poi Laura, i consulenti miei giudizi morali, mentre i consulenti della difesa giudizi tecnici, capito? No, così mi fai pensare male. Sì, Poi te lo giusto. dico quando ci vediamo, così penso male, no? Penso perché la sentenza non dice una parola sulla mia consulenza, che pur sbagliata per quanto possa essere stata, facciamo finta, deve essere nominata, quantomeno per confutarla, e invece usa le consulenze Petrini Bramante per sostenere la misconoscenza della gravidanza. E no, mi fai pensare male, io penso male. Ma Non so se ho reso l'idea vedremo cosa è adesso come successo. si va avanti, perché io credo che a questo punto attenderemo questo ricorso in appello, E ci in vediamo a Roma, Cassazione, dai. e in Ci vedremo a Cassazione ci Roma. vedremo a Roma. E anche la Pontenari aveva detto che voleva fare ricorso in Cassazione, ma per che cosa? Addirittura di nuovo per la incapacità di intendere e volere. Probabilmente sì, ma non si soprattutto può. per la colpa, perché come ha detto come ha sostenuto in appello, ovviamente Sì. smentita morbosamente, sarebbe un omicidio colposo. Ma piuttosto, morte per conseguenza di un altro reato, no? Probabilmente si giocherà questa carta qui, tanto non penso che peggio di così non li può andare. Vabbè, certo. Va bene, grazie mille e grazie a tutti i radioascoltatori e alla prossima. Grazie a tutti e alla prossima. Seguiteci. Ciao. Grazie. Grazie, ciao. Esatto. Avete ascoltato Giallo Radio Club.